Sabato abbiamo raccolto il dramma di una pensionata di Marghera, la signora Sandra De Pazzi, 78 anni, che per una serie incredibile di vicissitudini altrui si trova a vivere completamente da sola in tutto il condominio di una casa comunale di via Beccaria. Vive terrorizzata e in preda al panico e all'ansia, viste le continue incursioni di vandali, ladri e sbandati. Ha chiesto il nostro aiuto perché possa trovare una nuova residenza. A nostra volta ci siamo rivolti all'assessore di reparto in regione. Ecco cosa ci ha risposto. Il condominio non è di pertinenza dell'ATER ma è del Comune di Venezia, quindi la signora dovrebbe, se non l'ha già fatto, rivolgersi al Comune di Venezia, capire se il Comune di Venezia è disponibile a una mobilità all'interno dei propri alloggi e poi capire se la signora è all'interno di una graduatoria, se è una graduatoria comunale o una graduatoria ATER. Spieghiamo che l'anziana, per il tramite dei figli, si è già rivolta al Comune, agli uffici ATER nello specifico, ma la domanda sarebbe stata rigettata e ci sarebbe di peggio. L'assessore comunale sembra si sia continuamente negato alla richiesta di un incontro chiarificatore con la famiglia dell'anziana. Gli alloggi dell'ATER sono sempre di spettanza comunale, replica la Lanzarin, come a dire una risposta sta da dare e si deve dare. Per cui alla fine credo sia il Comune in questo caso che deve prendersi a cuore questa situazione e cercare di trovare una soluzione, insomma mi auguro che lo faccia anche in tempi brevi vista la situazione un po' particolare.